RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon lunedì 13 maggio, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, anche il numero per scriverci messaggi che è il 346 64 277 56. Saluto Giulio Carnelli al di là del vetro, vi ricordo che domani 14 maggio alle 10:35 ci sarà con noi ospite il cantante Albano Carrisi, parleremo di musica, di agricoltura e di turismo. Allora, in collegamento con noi in questo momento sono felice di avere ospite l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a lei e a tutte le persone che ci stanno ascoltando e chi sta lavorando per fare questa trasmissione. Grazie mille onorevole. Allora, prima di parlare con lei proprio di turismo, perché lei ha presentato una proposta di legge proprio per la riorganizzazione del settore, no? Poi ci spiegherà un po' quali sono gli articoli di questa proposta di legge. Volevo chiederle di presentarsi in maniera molto rapida, come nasce la sua passione per la politica e lei poi è toscano, giusto? È nato a Camaiore in provincia di Lucca e fa parte della commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera. Le chiedo di presentarsi molto velocemente, grazie. Io sono uno dei tanti imprenditori che per fortuna si prestano alla politica per passione. Mi sono iscritto a questo partito alcuni anni fa, ho seguito un po' la politica, che ripeto è una mia passione insieme alla storia, però la mia occupazione principale nella vita è sempre stata appunto quella di fare l'imprenditore. Io vengo da Camaiore, che è uno dei comuni della Versilia, insieme a Forte dei Marmi e Viareggio, per dirne altri, e quindi ho voluto portare nell'impegno politico le competenze che ho sviluppato dal punto di vista lavorativo, presentando appunto fra i primi provvedimenti che ho presentato questa proposta, questa specie di legge quadro sulla riorganizzazione del turismo, cercando di avere come principi di base quello di razionalizzare le norme, di semplificarle, perché spesso noi aggiungiamo, ma molte volte sarebbe più il caso di togliere un sacco di normative che fanno soltanto confusione e complicano la vita ai cittadini e alle imprese, e di farlo con un po' di competenza, essendo abbastanza contrario a mettere in provvedimenti, ora per esempio sta per arrivare il decreto crescita anche alla Camera, evitando di mettere dei provvedimenti, di fare dei provvedimenti omnibus. Io preferisco che settore per settore, in modo serio e competente il più possibile, si vada a normare le questioni, in maniera tale che chi deve lavorare poi abbia dei quadri di riferimento legislativi ben chiari. Certo, quali sono proprio i punti di questa proposta di legge? Ma allora, non posso citarle tutti gli articoli perché sono 26, sono anche abbastanza specifici, quindi anche un po' noiosi. Intanto però si parte dal fatto che dobbiamo restituire il Ministero del Turismo. Un settore come quello del turismo, che impiega più di 2 milioni di addetti e produce il 12% del PIL, non può permettersi di non avere un Ministero del Turismo. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo andare a ridare alla nazione, allo Stato, un Ministero del Turismo. L'Italia non può farlo a meno, perché il turismo per l'Italia è una risorsa infinita che deve essere ben gestita. Tra l'altro le dico che mi sono confrontato su questo tema anche con il ministro Centinaio recentemente, perché in Campania abbiamo fatto un convegno insieme e sono rimasto tra l'altro piacevolmente sorpreso dal sapere che nel mio annunciare questa mia proposta di legge lui ha aperto il telefonino, ce l'aveva già sul telefonino scaricata. Quindi vuol dire questo un'attenzione che io reputo importante, perché il risultato, e lo dico anche come Fratelli d'Italia, che è un atteggiamento responsabile nei confronti anche dell'operato di questo governo, quindi non ha posizione preconcette. Noi vogliamo arrivare a stare a fianco al mondo delle imprese e abbiamo certamente bisogno dell'apporto di tutti. Diciamo che questa proposta di legge quindi parte con ridefinire un Ministero del Turismo. La seconda proposta che abbiamo fatto è quello di togliere in parte alle regioni tutte le competenze che riguardano il turismo. Noi vorremmo che ci fosse a livello centrale, si può usare l'ENIT, si può usare il Ministero, un ponte di comando da dove dirigere la promozione del turismo.
Le misure più importanti, ne cito soltanto 5, sono quelle di una rivisitazione delle normative sulle piattaforme digitali, ponendo per esempio un tetto massimo alle provvigioni che si devono pagare. Voi sapete che oggi la gran parte, quasi la totalità delle persone, quando devono andare in vacanza vanno su internet, si scelgono una struttura, fanno la prenotazione. Bene, l'albergatore, l'agriturismo, la struttura turistica deve poi versare a questa piattaforma digitale una provvigione che spesso è altissima, anche il 20%. Noi lo riteniamo abbastanza ingiusto questo, e vogliamo comunque rinormare questo settore. Poi un contrasto agli abusivi. Noi non siamo assolutamente contrari a forme diversificate di ricezione turistica, però stesso mercato, stesse regole per tutti, quindi le regole che devono valere per le strutture diciamo che operano in modo tradizionale devono valere anche per gli altri. La Regione Lombardia aveva proposto un codice identificativo per qualsiasi struttura che faccia turismo. Bene, lo Stato, il governo si è opposto, e per fortuna invece gli è stato dato ragione a Regione Lombardia, quindi questo è la linea di marcia giusta. Poi nella legge c'è un ampio settore dedicato alla flessibilità e alle detrazioni sul lavoro. Siamo ancora un paese che ha delle tasse sul lavoro assolutamente assurde. Cito l'IRAP, cioè chi più assume più paga. Non dovrebbe essere così, dovrebbe essere esattamente il contrario. Chi più crea occupazione meno dovrebbe pagare, perché svolge comunque una funzione importante. E anche sul mercato della flessibilità noi abbiamo avuto purtroppo un decreto cosiddetto dignità che ha ristretto molto la flessibilità per le imprese. Noi abbiamo tante aziende che vivono di lavoro stagionale, anche delle belle stagioni lunghe, ma stagionale. Se noi proviamo le aziende e i lavoratori di usufruire di contratti anche di questo tipo, ne facciamo un danno, secondo me, sia alle aziende che ai lavoratori. Chiarissimo. Poi c'è il capitolo anche delle tasse, perché voi sapete che purtroppo le tasse a livello locale incidono veramente tanto sull'impresa e sono state liberalizzate. Io qui faccio soltanto l'esempio della Tari, che è una tassa praticamente indifferenziata per le imprese. Le imprese lo pagano anche se stanno chiuse, e questo è un grave errore. Devono essere ridotte queste tasse perché purtroppo stanno diventando insostenibili. E lo stesso per il credito d'imposta per chi fa innovazione. Se noi non tentiamo di rimettere in moto l'Italia facendo fare investimenti, noi non riusciamo, però le aziende devono essere quantomeno incentivate. Io non propongo di dargli del denaro a pioggia così e fare dei regali o delle regalie generalizzate. Dico, agiamo sulle imposte, cerchiamo di aiutarle come credito d'imposta. E l'ultima cosa che le cito, perché è molto importante, una modifica delle normative sull'antincendio. Anche qua sono norme sulla sicurezza, quindi non ci scherziamo sopra, però non si può trattare nello stesso modo l'albergo da 200 camere e quello da 10. Non aiutiamo sicuramente nessuno, a volte strangoliamo l'azienda, la facciamo chiudere. Quindi gradualizziamo queste norme di sicurezza e cerchiamo di renderle più adatte alle aziende. Questi sono va benissimo. Alcuni punti. Riccardo, volevo chiederti, tu sei stato ospite in Versilia, a Viareggio, l'altro giorno del convegno della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa. Di cosa si è parlato? Dinamiche e prospettive di mercato della filiera nautica da diporto. Ci spieghi un po' cosa significa, ecco? Beh, il convegno è stato veramente ben fatto, ben realizzato e ha fornito tantissimi dati. Tra l'altro noi viviamo in Toscana in modo particolare, ma in tutta Italia abbiamo questo settore della nautica da diporto che è veramente un'eccellenza italiana. Viareggio, Livorno, cito soltanto le zone che sono a me più vicine, che ha subito nel 2008, quando ci fu la crisi internazionale, lavorando molto sul mercato internazionale, ha subito una crisi fortissima, però ha saputo reggere il colpo, si sta riprendendo e vuole assolutamente rilanciarsi. Attenzione, quella crisi del 2008-2009 era una crisi internazionale sulla quale ben poco si poteva fare oggettivamente, ma ci sono state poi una serie di politiche, quelle del governo Monti per esempio, che andando a inasprire la pressione fiscale sui beni di lusso, addirittura sulle
sulle tasse che si devono pagare semplicemente per tenere in porto una nave, ha scoraggiato naturalmente l'afflusso di natanti da diporto per destinarli a altri porti, quelli spagnoli, francesi, croati, eccetera. Sì. Quindi attenzione, al di là delle crisi in generale, poi lo Stato italiano purtroppo ci ha messo del suo nel voler penalizzare questo settore, che si sta riprendendo, si sta riprendendo e sta diventando sempre più un'eccellenza con l'applicazione di tecnologie veramente all'avanguardia. Noi siamo all'avanguardia in questo mondo, sì. Anche in questo caso però ci sono problemi da affrontare anche qua con una legge di settore specifica che aiuti il settore a poter rilanciare nuovamente anche un dato occupazionale che era molto importante. Vede, le faccio due esempi: sia il turismo che il turismo nautico hanno un bel rapporto con il fattore occupazionale. Sì. Cioè, se io ho un'azienda, un'industria e aggiungo 5 o 6 macchine, io raddoppio la mia produzione. In campo turistico e anche del turismo nautico io mi devo avvalere della professionalità delle persone, perché se io aumento di 20 camere la ricettività di un albergo, devo necessariamente trovare cuochi, camerieri, personali che facciano le pulizie, eccetera. Quindi c'è un diretto parallelismo all'incentivo di questo settore con l'aumento dell'occupazione, lo stesso quello della cantieristica. Certo. All'interno dei cantieri navali lavorano persone che hanno una professionalità e che non possono essere sostituite, per fortuna. Quindi anche qua lavoro di professione elevata e eccellente. Benissimo. Senti Riccardo, per quanto riguarda le prossime elezioni europee del 26 maggio, quali sono i punti più importanti del programma di Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia non è anti-europeista, noi consideriamo l'Europa una conquista di civiltà, sicuramente. Non può starci bene questa Europa. Questa è un'Europa nella quale l'Italia è stata in parte schiava, perché ha dovuto subire affronti di ogni tipo, ma soprattutto ha dovuto seguire normative penalizzanti per il nostro paese. Ma sì. Poi, oltretutto, si è perso il valore di quello che era l'Europa. Non possiamo essere soltanto un'Europa delle monete, noi dobbiamo essere un'Europa delle civiltà. Ecco perché la formula che proponiamo è quella dell'Unione Europea come unione degli Stati sovrani. Ognuno deve portare e contare per il contributo effettivo che ha. Non è possibile continuare una politica europea che sia in mano alla burocrazia e ai due paesi che la fanno da padrone, la Germania e la Francia, che impongono agli altri non soltanto direttive economiche, ma ancora di più, forse, anche direttive etiche, esistenziali, di vita. Ognuno ha la propria tradizione culturale come nazione, ognuno ha la propria storia, di cui deve essere gelosa perché è l'identità stessa culturale dei cittadini che la compongono. Quindi queste sono le due direttrici fondamentali. Poi naturalmente chiediamo sul versante della cosiddetta accoglienza, cioè sul fattore immigrazione, un supporto assolutamente maggiore. E questa è un'Europa che ha dato 6 miliardi alla Turchia per impedire che i flussi fossero incontrollati e che non ha speso niente, non ha dato nessun apporto al contrasto all'immigrazione clandestina, di cui l'Italia, colpevoli i governi del PD, si è dovuta fare carico anche economicamente in modo totale. Io ho calcolato che al di là delle cifre che l'Italia ha speso per alloggiare semplicemente centinaia di migliaia di immigrati clandestini, ci sono stati poi una serie di spese indotte, quelle per esempio sanitarie, quelle per addirittura la detenzione, perché noi sappiamo che purtroppo queste persone spesso delinquono, quindi poi vanno trattenute in galera con ulteriori spese. Ma al di là di quello, voglio dire, l'Europa non si è fatta carico di questo problema, colpevoli i governanti italiani che non hanno saputo non battere i pugni sul tavolo che non serve a niente, ma trovare le giuste alleanze perché anche il problema dell'immigrazione fosse gestito a livello europeo. Benissimo. Allora Riccardo, purtroppo siamo in chiusura. Ti ringraziamo per essere stato qui con noi questo lunedì mattina. Ci risentiamo prossimamente in radio. Buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi, è stato un piacere. Grazie a Radio Padania. Grazie mille a Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia. Adesso Giulio dalla regia mi dà l'ok. In collegamento telefonico con noi c'è un altro amico di RPL, Marzio Liuni, deputato della Lega. Ciao Marzio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Marzio, in questi minuti il ministro Salvini è a Bergamo e si tratta appunto dell'abbattimento delle torri di Zingonia, oggi è lì per questo. Cosa succedeva, ti chiedo, in queste torri, ad esempio nel giugno 2018, quindi un anno fa? Ma purtroppo era una situazione ormai fuori controllo assolutamente, ed è compito giusto del ministro degli interni andare a riprendere in mano la situazione. A Bergamo, come in altre città d'Italia, ci sono delle situazioni che da anni creano problemi alla cittadinanza e assolutamente bisogna porre rimedio. I cittadini ci hanno votato per questo, per cui a Bergamo fa bene Salvini a andare e far sentire fortemente la sua voce. Certo. Senti Marzio, in programma questa settimana alla Camera e poi anche nella tua commissione, che è la Commissione Agricoltura, cosa c'è di bello in programma? Ecco. Dunque, oggi continuiamo con la proposta di legge sull'applicazione della nuova di una legge elettorale, abbiamo un decreto sulla Brexit, abbiamo una PDL sulla violazione in materia di sosta, che è abbastanza una cosa contestata nei comuni, cioè dove ci sono le strisce blu, che ci siano gli ausiliari della sosta, pagati dalle società che solitamente gestiscono la sosta, che possono fare le multe, e anche per quelli che fanno le multe delle società municipalizzate dei trasporti per divieto di sosta sulle strisce gialle della fermata del bus. Poi c'è una proposta di legge su semplificazioni fiscali e un'altra cosa interessante per il popolo, comunque una proposta di legge sull'assegno per lo scioglimento del matrimonio, che è un problema piuttosto sentito, insomma. È un calendario abbastanza ricco che dovrebbe terminarsi nella giornata di giovedì, insomma. Questa settimana iniziamo dal lunedì. Ecco, invece nella Commissione Agricoltura, novità? In Commissione Agricoltura ho portato adesso una proposta di legge mia sul riordino del florovivaismo. È una proposta di legge, io faccio tutto questo di mestiere perché ho un'azienda di costruzione e manutenzione del verde. Sì, ne abbiamo parlato tante volte. e ho seguito direttamente come dirigente di Confagricoltura tutte queste questioni. Morale in 3 parole: 1, che il Ministero abbia proprio un ufficio che si occupi di floricoltura. I florovivaisti rappresentano il 6-7% dell'agricoltura italiana, per cui una percentuale molto molto importante. Ci sono regioni come la Toscana, ma la stessa Lombardia e le regioni del sud, dove c'è una produzione altissima di piante ornamentali. Anche la Liguria, penso, no? Sì, la Liguria. Ormai è radicato in quasi tutto il paese, a parte poche regioni per vocazione montana, insomma, perché non hanno territori adatti, ma c'è una forte produzione che ha avuto una brusca frenata con la crisi economica. Ecco, per cui bisogna andare a capire come rimettere in moto questo settore, anche perché tutti noi politici ci riempiamo la bocca sempre con ambiente, con cose, poi se non prendiamo provvedimenti per aiutare meglio chi produce le piante può dare una mano all'ambiente, ecco, è abbastanza una cosa singolare, per cui dopo aver consultato tutte le associazioni e così ho prodotto un documento che andrà in discussione a breve. Altra cosa importante è il discorso della cannabis, che lambisce anche chiaramente la Commissione Agricoltura, perché si parla di aumentare la produzione e di aumentare l'uso dell'inflorescenza. Ecco, su questo noi siamo abbastanza rigidi, insomma, perché prima di tutto crediamo che, essendo comunque, se si fa un uso strano, una droga, per cui un conto è l'uso che viene fatto in medicina, per cui deve essere assolutamente vigilato dallo Stato, come viene adesso. Un conto sono gli usi così strani che vengono fatti di questi prodotti.
banalizzo la discussione. Io ho sentito anche per radio molti interventi su questa questione. Sì. La cosa che non si capisce qual è il punto che giustamente ha focalizzato Matteo Salvini. Quando i nostri ragazzi entrano in questi negozi e comprano una bustina di questa roba, c'è scritto che questa bustina è per uso collezionismo. Peccato, e non bisogna fare nessun altro uso. Peccato che la aprono e fumano quello che c'è dentro. Che poi TH5 sia da 0 a 6, 0 a 7, 0 a entro i termini di legge, e chi lo sa, si spera, ce lo auguriamo tutti. Detto questo, all'interno c'è una falsa comunicazione che viene data ai ragazzi, perché comunque non si può fumare quella roba lì perché è collezionismo, ma mi sfido ad entrare, c'è tutto quello che serve per fumare, cioè l'immagine è quella del cilum, lì com'è che si chiama sto affare di legno per fumare o di terracotta, cioè voglio dire, sembra di vedere le immagini di Bob Marley, voglio dire, dappertutto. Allora, o ci vogliamo prendere in giro, oppure questi negozi che sicuramente hanno mosso un certo mercato e ci sono delle persone che hanno investito, però bisogna essere chiari. Noi abbiamo avuto in audizione un generale dei carabinieri che diceva: noi abbiamo le mani legate perché non sappiamo cosa andare a controllare, perché la legge non è chiara, per cui non sappiamo se sta roba qui la possono vendere, l'uso e come, c'è una distorsione di informazione. Bisogna mettere ordine, perché la droga è droga, leggera o pesante è droga. Senti Marzio, ma il ministro aveva annunciato la chiusura di questi negozi, no, che vendono cannabis. A Macerata però già sono stati chiusi dei negozi, o sbaglio? Assolutamente, anche perché, ripeto, quando i carabinieri, i nuclei appositi vanno a fare controlli mirati, molte volte trovano situazioni che non funzionano, non vanno bene. Ecco perché io, guardate, girando per Roma, proprio intorno alla Camera ce ne sono due, sono strapieni di ragazzini. E la cosa che mi preoccupa di più è quella. La domanda che ho fatto al generale dei carabinieri è stata proprio questa: mi scusi, ma se mio figlio, che ha 15 anni, 14 anni, per cui è un po' rimbambito, perché è l'età delle stupidaggini, va lì e prende sta roba e ne fa un abuso, perché poi magari, ma sì, non fa niente, leggera, può essere che le sue facoltà cognitive sono un pochino alterate, magari quando prende lo scooter si va a schiantare contro un muro o fa disastri diversi. C'è anche questa opzione. Noi da genitori dobbiamo evitare questa roba, ragazzi, anche perché abbiamo visto che nei paesi dove hanno liberalizzato la droga stanno tornando indietro perché non ha funzionato. Certo, chiarissimo Marzio. Allora Marzio, ti chiedo di rimanere con noi qualche altro minuto subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. A tra poco. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart.
Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL. In collegamento telefonico con noi abbiamo Marzio Liuni, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura. Marzio, questo weekend Milano è stata completamente invasa dagli alpini. Hanno sfilato gli alpini per le strade di Milano, per il centro, per ben 12 ore, quindi da ieri mattina fino a ieri pomeriggio. Anche il ministro Salvini è andato a far visita agli alpini, ha detto 6 mesi di servizio civile o leva militare obbligatoria. Tu come commenti queste dichiarazioni del ministro? In maniera positiva, da ex alpino, sono stato caporal maggiore degli alpini, ho fatto il CAR a Merano e il corpo a San Michele a Piano, sopra Bolzano. Devo dire che sono assolutamente dell'opinione che un periodo in cui i ragazzi devono alzare le maniche e cavarsela un po' da soli, da genitore, io ho 5 figli, credo che sia fondamentale. Fondamentale perché è stata una scuola di vita. Primo, a essere inquadrati, a rispettare i superiori, a rispettare un inquadramento tipico militare, che non fa assolutamente male, a imparare delle cose. Io ho preso la patente C, per esempio, a Naia, come si suol dire. Comunque il rispetto delle regole che veniva insegnato durante il periodo militare è fondamentale. In alternativa al servizio civile c'è tanto bisogno nelle case di cura, con gli anziani, con i giovani, nei comuni, con i servizi tipo biblioteche o cose di questo genere. C'è tanto bisogno di ragazzi che possono formarsi e dare una mano, non la trovo così scandalosa. Sì, benissimo. Senti Marzio, sulla polemica RAI, perché ieri il conduttore Fabio Fazio ha annunciato di chiudere, che è stata insomma annunciata la chiusura delle sue 3 puntate del lunedì, è intervenuto anche Zingaretti, che dice su Fazio censura contro la libertà di espressione. Il ministro Salvini ha detto ora mi occupo anche di palinsesti televisivi, secondo voi? Tu che ne pensi di questa decisione? Guardi, io ho sentito che sostanzialmente il cambio del palinsesto causa le elezioni, bisogna dare spazio alle trasmissioni elettorali e tutto quello che gravita intorno a un'elezione fondamentale come quelle europee, fondamentale per il nostro paese, perché se vogliamo andare avanti abbiamo bisogno di fare un grosso risultato nelle elezioni europee per contare qualcosa, perché finora ci hanno preso a calci nel sedere. Di Fazio sono polemiche inutili. Siccome è molto bravo, credo che non avrà nessun problema, se il contratto che gli verrà riproposto sarà basso, ad andare a lavorare nel privato. Ci sono le TV private che sicuramente gli faranno punti d'oro, per cui faccia un atto di correttezza, ma dia le dimissioni e vada a lavorare per Canale 5, per la 7, per chi comunque gli offrirà un contratto a lui adeguato, se si sente distrattato dalla RAI. Vada a lavorare nel privato come fanno tutti gli altri. Benissimo. Senti Marzio, ti faccio un'ultima domanda. Ci sono stati ballottaggi in Sicilia, c'è stato l'unplan del Movimento 5 Stelle, la Lega, l'Alleanza resta a mani vuote. Tu che ne pensi di questo risultato? Dunque, bisogna sempre vedere da dove siamo partiti, perché è troppo facile adesso, non si può pretendere che la Lega ovunque vada possa fare dei risultati enormi. E già è enorme il risultato che abbiamo fatto. Voglio dire, in molte di queste regioni del sud, 5 anni fa, manco c'eravamo, cioè non c'era proprio il simbolo della Lega. Oggi in tutto il sud stiamo raccogliendo dei consensi importanti. C'è un percorso da costruire e lo dico io che sono il segretario della Basilicata. Voglio dire, dove in 5 anni siamo passati da 0 al 19,15%, abbiamo eletto 6 consiglieri regionali su 20 nel nuovo consiglio regionale. Voglio dire, arriviamo, ci facciamo conoscere, facciamo vedere quello che sappiamo fare e poi ci voteranno i cittadini. I 5 Stelle in Sicilia mi sembra che avevano delle percentuali bulgare a dir poco, in certi comuni superavano il 50%, per cui è abbastanza normale. Oltretutto in questo momento storico, quando c'è la Lega ai ballottaggi poi diventa tutti contro la Lega, si unisce la sinistra e i 5 Stelle contro la Lega, per cui io sono soddisfatto del risultato generale della Lega. Poi non abbiamo conquistato la poltrona di sindaco, fa niente, avremo consiglieri che si faranno valere anche in opposizione. Perfetto Marzio, allora grazie mille del tuo intervento qui oggi in radio, ci sentiamo prossimamente, buona giornata e buon lavoro.
Arrivederci e buona giornata a tutti voi. Grazie mille a Marzio Leoni, deputato della Lega. Adesso un altro amico di RPL, abbiamo Paolo Paternoster, deputato della Lega. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora Paolo, che si dice a Roma? Qual è il programma della settimana? Ecco. Ma guarda, io spero che non mi chiamino in questo momento perché dovrei intervenire alle 11 sul decreto che dobbiamo convertire riguardante la Brexit, quindi la prima cosa che dovremo fare già questa mattina è la discussione sulla Brexit e poi proseguire tutte quelle votazioni che abbiamo non terminato la scorsa settimana, che riguardano il decreto sulle semplificazioni, e la riduzione del numero di parlamentari e tutti gli altri provvedimenti che via via ci stanno arrivando alla Camera. Ecco, quindi quali sono le novità di questo decreto di cui andrai appunto a parlare? Ma guarda, essenzialmente sappiamo bene che nel Regno Unito ci sono circa 700.000 italiani che lavorano e che studiano, e in Italia ci sono circa 70.000 inglesi che anche qui lavorano e studiano da tanti anni. Quindi questo decreto tende essenzialmente a regolare tutelare gli interessi di queste persone in caso di Brexit, e in molti casi anche in caso di Brexit che non arriva da un accordo bilaterale tra Unione Europea e Regno Unito, quindi no deal. È un decreto importante perché riguarda tantissimi settori, dal mondo economico, il mondo finanziario, le banche, le imprese, le assicurazioni, quindi tutto quel mondo che fino ad oggi poteva tranquillamente coesistere e lavorare insieme, perché comunque il Regno Unito faceva parte della Comunità Europea, ma per la Brexit questo non succederà più, e quindi ci devono essere chiaramente delle regolamentazioni per far sì che tutte le cose siano ben integrate e che funzionino bene. In questo momento devo dire la verità che Brexit è arrivata, lo sappiamo bene perché c'è stato il referendum nel 2016. Perché il referendum è stato vinto dai sostenitori di Brexit, perché comunque questa Europa è un'Europa che noi vogliamo cambiare, vogliamo rimanere in Europa, lo sappiamo perfettamente, ma in un'Europa completamente diversa da questa, un'Europa che sia più mamma e meno matrigna. Questo è un po' il riassunto, quindi è un provvedimento molto importante. Ecco. Senti Paolo, poi ricordiamo l'appuntamento di sabato 18 maggio alle 15 in Piazza Duomo. Tu ci sarai? Assolutamente sì, saremo in tanti, siamo carichi perché sarà l'ultima settimana di campagna elettorale prima delle comunali e prima delle europee, e quindi bisogna sostenere in massa il nostro capitano, perché è quello che ci sta portando a un risultato stratosferico a livello elettorale, è quello che ci ha dato tanto entusiasmo e tanto voglia di lavorare insieme in tutti questi anni che è segretario federale. Quindi ci saremo in tanti che da Verona, belli carichi, con le bandiere del Veneto pronti per l'autonomia. Benissimo. Senti Paolo, questa mattina nelle pagine di cronaca del Corriere della Sera c'è un articolo che riguarda Battisti, che chiede di ridurre la pena a 20 anni, rispettare il patto tra Italia e Brasile, il legale dice ecco le carte firmate dall'ex ministro Orlando. Tu che ne pensi di questo? Io penso che le leggi devono essere rispettate, i patti devono essere rispettati, però ragazzi, questo ne ha fatte di tutti i colori, questo è un assassino che si è macchiato di terribili delitti, quindi a un certo punto, per quanto ci riguarda, deve restare in carcere e scontare il carcere fino all'ultimo giorno. Benissimo. Non esistono attenuanti e non attenuanti, questo non è che si è macchiato di qualche reato leggero, questo ha ucciso la gente, questo è scappato per una vita in altri paesi, in altri continenti, si è beffato dell'Italia e degli italiani, e solamente grazie a questo governo, ma all'ostinazione soprattutto di Matteo Salvini, è rientrato finalmente in Italia e deve restare in carcere fino all'ultimo giorno.
Bene, senti Paolo, si è conclusa, penso, la manifestazione che ha riguardato il libro, il Salone del Libro a Torino, polemiche a non finire. Tu che ne pensi di quello che c'è stato, di queste polemiche che ci sono state durante questa manifestazione? Prego. Ma posso dire sicuramente che il valore della democrazia, secondo me, in Italia è un valore portante e fondante. Penso che si sapesse perfettamente chi era l'autore, chi era la casa editrice, chi rappresentavano. Sì. Penso che non avessero fatto niente di male, ok? Mm-hmm. E quindi sono polemiche strumentali queste, volte a colpirlo per colpire la Lega. Ecco, sì. Io mi sento molto offeso per quanto è successo ed è l'ennesima storiella tutta all'italiana per cercare di creare confusione ai danni della Lega in un punto delicato quale quello della campagna elettorale per l'Europea. Mm-hmm. Senti Paolo, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Allora, si è ripresa Noemi, la piccola bambina ferita nell'agguato a Napoli. Quali sono le ultime novità di questa brutta tragedia per quanto riguarda appunto chi ha sparato? Guarda, intanto io mi associo a tutti quelli che stanno... Scusate che forse devo entrare in aula, chiamando. Un secondo solo, forse questo è bello anche della diretta. Sì, non preoccuparti, Paolo. Ecco, va bene. Allora no, volevo dire solamente, guardate, no, scusatemi anche di questo ecco, break, ma volevo dire che io mi associo a tutti quelli che sono vicini alla piccola perché finalmente, grazie a Dio, sembrerebbe fuori pericolo e in fase di miglioramento. Mm-hmm. È un fatto gravissimo quello che è successo, è l'ennesimo fatto di sangue che è successo nella città di Napoli, in Campania, e io sono convinto che l'operato di Matteo Salvini, che sta cercando di fare di tutto per dare più sicurezza e ci sta riuscendo in tutta l'Italia e anche in Campania e a Napoli in particolare, vada avanti, e io sono convinto che la sua azione produrrà degli ottimi risultati come li sta producendo. Mm-hmm. E quindi penso e spero e sono certo che questa situazione migliorerà. Certo che sì, che sono città, sono regioni che sono state mal governate da una vita, e quindi l'operato del nostro Ministro dell'Interno è un operato assolutamente difficile, però sì, la sua convinzione e la sua determinazione penso che saranno vincenti. Perfetto, allora Paolo, grazie mille per essere stato qui con noi oggi, buon intervento sulla Brexit e buon lavoro. Grazie a voi e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie mille a te, grazie mille a Paolo Paternoster, deputato della Lega. Andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Il maltempo è sondato il Savio, fermi i treni sulla Bologna-Rimini. I vigili del fuoco sono al lavoro per aiutare le persone in difficoltà. I ballottaggi in Sicilia in primo piano, en plein del Movimento 5 Stelle, la Lega resta a mani vuote, i pentastellati vincono a Caltanissetta e Castelvetrano, affluenza ai ballottaggi in calo al 43,6%. L'elemosiniere del Papa dice pago io, Salvini dice niente aiuti agli irregolari. E poi vediamo una notizia di cinema, Pokémon in vetta con 2,4 milioni. E poi una notizia che riguarda Napoli, riapre un cantiere chiuso per racket. Poche parole tra i lavoratori, siamo tranquilli. Ha riaperto stamattina dopo la chiusura scattata per le richieste di pizzo il cantiere per il restyling di Porta Capuana a Napoli. Lo scorso 9 maggio il titolare della ditta, la Spinosa, aveva deciso di chiudere il cantiere dopo che per 2 giorni si erano ripetute le richieste di soldi e le minacce. Un uomo si era presentato al cantiere e aveva minacciato i dipendenti così: chiudete tutto e venite a parlare, altrimenti vi spariamo uno ad uno. Dopo la denuncia alla polizia e dopo un ennesimo tentativo di racket, il titolare decise per la chiusura. Oggi mezzi all'opera, dipendenti al lavoro, ma nessuno ha voglia di parlare. Siamo tranquilli e siamo al lavoro. Queste le uniche parole pronunciate da alcuni lavoratori del cantiere. Giulio mi dà l'ok, abbiamo un altro ospite con noi, abbiamo Flavio Di Muro, deputato della Lega. Ciao Flavio. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie mille, carissimo Flavio. Parliamo un po' di quello che ha detto il ministro Salvini sulla sicurezza. In settimana ci dovrebbe essere la proposta del decreto sicurezza bis. Ci spieghi un po' quali sono i punti di questo decreto?
Ma sì, insomma, a seguito al decreto sicurezza, quello già approvato qualche mese fa, che ha dato già i suoi primi buoni frutti. Qui si va ancora più nel dettaglio per cercare di fare ancora meglio quell'azione di repressione del crimine e di aiuto ai soggetti che operano in materia di sicurezza e immigrazione. Ci sono varie norme, l'uso delle intercettazioni per fermare i barconi. Come sapete c'è già una grande attività, dei numeri, delle percentuali che parlano chiaro su il blocco degli arrivi nel Mediterraneo. Con l'uso delle intercettazioni si potrebbe andare proprio a scovare prima ancora della partenza di questi trafficanti di uomini e intervenire preventivamente. Poi ci sono norme a tutela e a difesa delle forze dell'ordine, nel senso di inasprimento di pene per le aggressioni a polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco. Ci sono le assunzioni, si parla di 8.000 nuove assunzioni nelle forze dell'ordine, che quindi aiuteranno le città a essere più sicure. Insomma, tutta una serie di norme più impattanti, meno impattanti, ma che aiutano il Ministro degli Interni a continuare nel suo lavoro come bene sta facendo negli ultimi mesi. Benissimo. Senti Flavio, leggo un po' da internet che sta facendo discutere la tua proposta di legge, no? Che riguarda i lavoratori frontalieri e i pensionati frontalieri. Di che cosa si tratta? Ma fa discutere solo il Partito Democratico, che non ha colto l'occasione di fare una battaglia comune di territorio, un argomento molto sentito in provincia di Imperia principalmente, ma è solo perché è stata proposta da un deputato della Lega, è motivo di non essere, come dire, seguita tecnicamente ma attaccata politicamente. Quindi si tratta di una maggiore dignità economica e sociale a quelli che tutte le mattine dalle mie parti si alzano e vanno a lavorare in Francia, nel Principato di Monaco, e la previsione di una franchigia di meno tasse per i lavoratori in quiescenza, ovvero i lavoratori pensionati frontalieri. È un'attività parlamentare, una proposta da deputato del territorio, che ovviamente dovrà riscontrare sostegno dentro e fuori il Parlamento per quanto riguarda le forze politiche. Il sottosegretario Giorgetti è venuto a Ventimiglia e ha apprezzato la proposta, quindi anche il governo ci sta pensando. Si trova in un momento storico importantissimo, perché stiamo gettando le basi sulla flat tax, che potrebbe incidere come meno sulla pressione fiscale in materia di frontalieri. Quindi io spero che, al di là della buona riuscita della mia proposta di legge, che quantomeno i contenuti, le idee, le proposte che sono all'interno di questa proposta di legge possano trovare attenzione. Benissimo. Senti Flavio, questa mattina il ministro Salvini è intervenuto sulla proposta del Movimento 5 Stelle che riguarda il conflitto di interessi. Dice il ministro Salvini: la legge sul conflitto non sia contro qualcuno. Cosa prevede questa proposta dei 5 Stelle? Ma io non l'ho ancora vista, sinceramente, non credo la condivideranno preliminarmente con i deputati della Lega, quindi sarà depositata, la studieremo. È chiaro che se una proposta che fa riferimento al contratto di governo, quindi ai contenuti di quell'accordo che hanno fondato questo governo, non possiamo che votare a favore, come loro non possono che votare a favore di tutte quelle norme inserite nel cosiddetto decreto sicurezza 2. Se invece si tratta di una provocazione preelettorale per attaccare indirettamente una o due persone a cui a loro stanno antipatiche, io non credo che la Lega si possa prestare a questo tipo di attività. La lotta alla corruzione è un principio cardine di entrambe le forze politiche, ma direi di tutte le forze politiche. La lotta alle lobby, a certe attività sono un impegno trasversale. Benissimo. Non ti sentiamo benissimo, Flavio. Sì, no, dico, se questo nuovo provvedimento va nella stessa direzione, penso dello spazzacorrotti, della legge che abbiamo fatto sulla class action, robe di questo tipo, come abbiamo già votato quelle, voteremo anche questo. Certo. Senti, novità della tua commissione giustizia, qual è il programma di questi giorni? Ma in questi giorni stiamo seguendo delle norme un po' più stringenti per quanto riguarda l'estradizione nei paesi dell'Unione Europea, cioè stiamo ratificando una convenzione
sia in Commissione Giustizia che in Commissione Politiche dell'Unione Europea e finirà in Commissione Esteri per la seduta finale. Quindi stiamo lavorando, diciamo, su questi tecnicismi che però aiutano poi le forze di polizia a livello internazionale alla consegna dei vari estradati. Come sapete, siamo in attesa, su richiesta particolare del governo italiano, di avere altri soggetti dopo il caso Battisti, in particolare dalla Francia. Quindi stiamo lavorando in questo senso per il momento in Commissione. Benissimo, allora Flavio, grazie mille per essere intervenuto oggi qui con noi, ci risentiamo prossimamente, grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata. Grazie mille. Allora adesso sentiamo l'intervento del ministro Salvini di questa mattina che ha parlato appunto di vari temi a Radio 24, sentiamo. Di ritorno, buongiorno a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega. Buongiorno, buon lunedì e buon viaggio. A chi ci sta seguendo e guidando. Senta, la prima cosa che le voglio chiedere riguarda il conflitto di interessi, la proposta che il Movimento 5 Stelle vuole calendarizzare già da martedì. Oggi in un'intervista al Messaggero Antonio Tajani dice: ma guardate che non riguarda Berlusconi, che Berlusconi l'ha già risolta tutta la faccenda, il conflitto di interessi è per fare barriera e non fare entrare più nessuno dall'esterno. Siccome da tempo, da mesi si parla appunto anche di grandi imprenditori, editori che potrebbero entrare in politica, io le chiedo due cose: uno, la Lega che posizione prenderà sulla legge sul conflitto di interessi, e due, è vero che non riguarda più Berlusconi? Ma guardi, io sono solito commentare fatti, le notizie e le leggi dopo averle approfonditamente lette e studiate, quindi vediamo quale sarà la proposta dei 5 Stelle. È giusto limitare alcune sovrapposizioni. Se lei mi chiede se è l'emergenza nazionale dell'Italia in questo momento, le dico di no, ovviamente, perché ovunque da nord a sud mi chiedono di andare avanti con la riduzione delle tasse, di tagliare ancora di più la burocrazia, e quindi è questo quello su cui ci stiamo concentrando. Per carità, leggeremo i documenti, non sono contrario in linea di principio, basta che non sia contro qualcuno o contro qualcosa in particolare. Manterrebbe la limitazione per gli imprenditori? Ma fatemi leggere che cosa c'è scritto. Gli imprenditori. Se non ci fossero gli imprenditori, l'Italia non sarebbe il secondo paese industriale d'Europa. Gli imprenditori vanno solo aiutati, agevolati ad assumere, a pagare di meno, ad avere meno burocrazia. E anche a entrare in politica? Beh, ci entrano tutti in politica, ci entrano magistrati, avvocati, medici, operai, giornalisti, quindi non si capisce perché qualcuno sì, qualcuno no. Se c'entra un magistrato, che fa il magistrato? E infatti riguarda anche i magistrati, il progetto di legge del Movimento 5 Stelle metterebbe dei limiti anche ai magistrati. Ma non deve essere, come lei diceva, contro gli imprenditori, perché l'ultima cosa che serve in Italia è fare leggi contro gli imprenditori. Senta, il tema della mattina, almeno per molti quotidiani, se non per tutti, è la scelta delle elemosiniere del Papa Konrad Krajewski di rompere i sigilli di un palazzo occupato nel centro della capitale per ridare la luce agli occupanti. C'erano anche molti bambini, dice l'elemosiniere del Papa nell'intervista al Corriere. Lui si dice pronto a pagare le bollette da adesso in poi e sorridendo dice: le pago anche a Salvini. Che cosa succederà adesso, Ministro? Ma innanzitutto c'è un piano di sgomberi non a Roma ma in tutta Italia che le prefetture stanno già portando e porteranno avanti, perché la proprietà privata è sacra, a prescindere da cosa fa questo o quel cardinale. Quel palazzo mi risulta di proprietà dell'INPS che si occupa di pensionati, quindi adesso sentiremo l'INPS che intenzioni ha, però se si porta via il diritto a qualcuno con la forza illegalmente, evidentemente si fa un torto. Poi, per carità, ogni elemosiniere del Vaticano è libero di fare quello che vuole, se pagherà quelle bollette sono contento e mi sembra il minimo, anche se gli dico che ci sono alcuni milioni
di famiglie italiane che rispettano la legge, che pagano con fatica le bollette. Quindi mi sembra un segnale che poi possa portare a conseguenze. Salvini le sue bollette se le paga. Ci sono in questo momento all'ascolto persone che per dignità magari non escono a mangiarsi una pizza da mesi per pagare quella bolletta. Quindi prima di dare segnali di illegalità in Italia io ci penserei tante volte. Senta Ministro, oggi sul quotidiano La Repubblica si commenta con un commento di Stefano Folli il suo annuncio, vale a dire le europee saranno un referendum sulla Lega. Secondo Folli... No, sull'Europa, non sulla Lega. Dove l'ha sentita? Sono elezioni europee, saranno un referendum sull'Europa, giustamente. Quindi gli italiani dovranno decidere se le regole di questa Unione Europea sulle banche, sulla pesca, sull'agricoltura, sul commercio, sull'immigrazione vanno bene e funzionano per l'Italia, riconfermino la guida di questa Europa. Se pensano che il lavoro, la salute, i nostri giovani meritino di più, possono cambiarla. Sì, lei l'ha presentata però come un referendum tra la vita e la morte, un po' enfatico, puntare tutta una fiche su queste elezioni. Le conviene davvero? Beh, guardi, in Grecia ci sono centinaia di bambini nati morti. In alcune regioni italiane c'è una disoccupazione giovanile del 54%. Quando chiedo assunzioni mi dicono però non bisogna esagerare perché non bisogna superare i vincoli europei, e quindi nell'assunzione di medici, di infermieri, di poliziotti, di giudici anticamorra. Io non so se queste regole veramente abbiano un senso o invece stiano strangolando il futuro di un'intera generazione. Quindi quello che conviene a Salvini interessa poco. Il 26 maggio gli italiani possono decidere, ad esempio penso ai risparmiatori truffati dalle banche, per cui abbiamo messo a bilancio 1,5 miliardi, però abbiamo ancora problemi perché mancano alcuni pareri, alcune autorizzazioni dell'Unione Europea, ma le par normale che dobbiamo aspettare alcuni pareri per dare ai italiani soldi del governo italiano. Quindi lei respinge l'idea che sta facendo un referendum che, per citare ancora Folli, un plebiscito su se stesso. Non è questo il senso delle sue dichiarazioni di ieri? Ci sono giornalisti che scrivono sciocchezze che non perdo più neanche tempo a leggere e a commentare. È una sciocchezza anche leggere che appunto anche sui quotidiani oggi che la Lega ha speso su Facebook 600.000 euro l'anno? Guardi, non ne ho la più pallida idea, non faccio l'amministratore del movimento. Quindi se lo chiede a chi gestisce le casse del movimento le saprà essere più preciso di me, ovviamente. E invece penso che sia al corrente della decisione di rinunciare a 3 puntate di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio, quello del lunedì, che non andrà in onda per dare spazio invece a Porta e alle puntate sulla campagna elettorale. C'è lei dietro questa decisione? Ma secondo lei? Mi occupo di palinsesti televisivi. No, adesso. però si è occupato molto di Fazio. No, mi dà fastidio che ci sia qualcuno pagato dagli italiani una cifra fra i 3 e i 4 milioni di euro, non si è ancora capito quanto. Se riuscite a intervistarli, a chiedergli, a farvi dare un numero preciso, vi ringrazio. Che faccia evidentemente una trasmissione politica, per me la può fare anche a Natale e Capodanno. Io adoro il confronto e la critica, e figurati se chiedo a Tizio di togliere un programma piuttosto che un altro. Mi dà un fastidio su una televisione pubblica pagata dagli italiani stipendi da milioni e milioni di euro, a cui come Lega abbiamo proposto di mettere un tetto. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa.
D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL. Vi ricordo domani 14 maggio alle 10:35 avremo con noi il cantante Albano Carrisi per parlare di musica, di agricoltura e di turismo. Guardiamo adesso la pagina Facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini che dice: buongiorno amici, la settimana inizia tra Lombardia e Veneto, tra poco alle 9, quindi è già terminato all'incontro a Brembate, dopodiché sarò ad Dalmine alle 11:15 e a Lumezzane alle 13. Nel pomeriggio, scrive il ministro Salvini, sarò invece a Montichiari alle 15, a Legnago alle 17, a Schio alle 19 e per finire vi aspetto a Bassano del Grappa alle 21. Ci sarete, scrive il ministro, passa parola. Allora, in collegamento telefonico con noi ringrazio, abbiamo la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Ciao Stefania, buongiorno. Ciao, buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Padania. Grazie mille Stefania per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo un po' con te della situazione in Venezuela, delle ultime novità che provengono appunto dal Venezuela, perché tu l'altro giorno hai inviato proprio una lettera al ministro Moavero, al ministro degli affari esteri, proprio per sensibilizzarlo sul drammatico problema della carenza dei medicinali che affligge le popolazioni del Venezuela. Cosa hai chiesto al ministro Moavero? Mi puoi consentire, prima di fare l'argomento che riguarda il Venezuela, di fare, anche se in ritardo, gli auguri a tutte le mamme, visto e considerato che ieri era il giorno della festa della mamma. In maniera particolare tengo a sottolineare l'importanza di questa festa proprio oggi. Oggi, il periodo in cui si vuol far passare che è normale l'utilizzo della donna come veicolo per la vendita di esseri umani. Non possiamo accettare nel modo più assoluto che vista la vendita di bambini, l'utilizzo dell'utero in affitto, perché diciamo è una pratica che non è tollerabile contro natura. Per cui volevo questa piccola parentesi proprio per ricordare l'importanza delle mamme nei confronti dei bambini, i rapporti insomma che fanno sì che questi piccoli poi abbiano un'impronta che al 99 su 100 viene proprio data dalla mamma, per cui no all'utero in affitto nel modo più assoluto. Benissimo. Per quanto riguarda invece il tema del Venezuela, assolutamente sì, ho mandato una lettera con una richiesta di intervento al ministro Moavero, perché nel corso dell'audizione
stata effettuata la scorsa settimana con un ministro venezuelano in esilio, il quale ha raccontato della criticità che esiste in Venezuela per quanto riguarda i medicinali, in maniera particolare per i bambini, cosa confermata anche nell'incontro che ho avuto con l'ambasciatore del Venezuela in Italia, il quale spesso mi ha confermato nel caso dell'ambasciatore la difficoltà nell'acquistare i medicinali, perché loro hanno gioco dei fondi, per cui ho deciso di chiedere l'intervento da parte del ministro Moavero per far sì che attraverso quegli organi o quegli enti che lui riterrà adatti di provvedere, di cercare di far arrivare i medicinali alla popolazione. Sì. Senti, carissima Stefania, per quanto riguarda il tema appunto della donna che tu appunto hai accennato prima, che novità ci sono anche per quanto riguarda quel provvedimento che è stato approvato giorni fa sul codice rosso? Ma sono è un provvedimento importantissimo e direi, ahimè, purtroppo anche alla cronaca, è necessario alla cronaca degli ultimi eventi, perché introduce anche nel caso di chi deturpa il volto, come abbiamo visto nel caso di quel ragazzo che ha avuto il lancio da parte della ex di acido e per cui ha avuto purtroppo il volto deturpato, un reato con delle pene molto severe proprio per chi in pratica ricorre a questo crimine. In più abbiamo nel caso di stalking, nel momento in cui una vittima denuncia le possibili violenze, le possibili persecuzioni, in pratica la polizia che riceve la denuncia nei 3 giorni deve immediatamente avvisare il PM, il quale entro 3 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte della polizia giudiziaria ci deve attivare, convocando prontamente la presunta vittima, di far partire tutte quelle che sono le tutele nei confronti della persona. Per cui è una cosa importante, richiesta anche nella scorsa legislatura nella commissione che si occupa di femminicidio, ed è tutti questi fenomeni che prima si prodigavano nei confronti della tutela delle donne, delle vittime di femminicidio, loro non sono riusciti in questo. Questo governo che alla luce di come viene definito litigioso e con tutto quello che di cui viene accusato, in realtà riesce a portare a casa delle cose concrete, delle cose necessarie proprio in questo caso anche nei confronti delle donne, ma anche degli uomini, perché abbiamo visto che nel caso dell'acido si tratta di un uomo. Ci sarà un aumento delle pene per chi commette violenza sessuale. E ci sarà anche per chi in buona sostanza venisse condannato per violenza sessuale, per stalking o per appunto un'abitazione, appunto con scappo, laddove un giudice riconoscesse una pena al di sotto dei 3 anni, in questi casi non potrà essere scontata la pena se non in carcere, per cui anche lì noi andiamo nel modo contrario rispetto a chi ci ha governato prima. Loro hanno aperto le porte dei carceri per reati che prevedono una condanna inferiore ai 3 anni, per noi quelle rimangono comunque chiuse per questi reati, ed è giusto che sia così. Certo. Per quanto riguarda invece la castrazione chimica, tu come la pensi? Io sono favorevole alla castrazione chimica, anche perché chi si macchia di questo reato è giusto che abbia una pena adeguata, e secondo me la castrazione chimica è una pena adeguata. Io posso immaginare la ragazzina di 15 anni violentata da queste 2 persone non ancora identificate, quale futuro avrà questa ragazzina? Riuscirà mai a superare questa violenza che sicuramente le andrà a segnare il futuro? Per cui bisogna partire non tanto, perché diciamo quelli che ci hanno preceduto hanno sempre basato la loro attività partendo da chi ha commesso reato. No, noi dobbiamo partire dalla vittima e di far sì che chi ha commesso un reato abbia la giusta pena. E in questo caso anche la castrazione chimica, specialmente per chi poi eventualmente fosse anche
recidivo è una pena più che giusta. Benissimo. Senti Stefania, un altro tema molto importante su cui è intervenuto più spesso in questi giorni il ministro Salvini in giro per l'Italia è il tema purtroppo della droga, un tema molto presente. E come si può sconfiggere questo brutto malessere della nostra società? Innanzitutto si può sconfiggere partendo anche dalla prevenzione che deve essere fatta necessariamente partendo dalle scuole. Dopodiché io come esperienza personale mi è capitato di vedere di fronte a questi negozi che vendono la canapa, quella ritenuta lecita, questi ragazzini incuriositi da questi prodotti messi in vendita, per cui anche su questo occorre fare un'attenta valutazione, perché questi negozi vanno a stimolare magari quei ragazzi che forse non avrebbero neanche pensato ad avvicinarsi a questa sostanza. Per cui è vero che chi eventualmente fuma uno spinello non diventa un drogato, ma è pur vero che chi fa uso di sostanze stupefacenti pesanti è sempre passato comunque dallo spinello, per cui dal mio punto di vista bisogna avere tolleranza zero per lo spaccio di droga, qualsiasi sia. Certo. Senti Stefania, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io sono Angela e chiamo da Novara. Ciao Angela, prego. Buongiorno, vorrei parlare, non so come si chiama la sua ospite perché mi sono messa in collegamento adesso. La senatrice Stefania Pucciarelli della Lega. Senta senatrice, io sono un po' preoccupata perché ho sentito che la Lega è molto scesa nei voti. Non so se è una esagerazione mediatica o se c'è del vero. Mi può rassicurare un po'? Va bene, grazie signora Angela. Stefania. Allora, io rispondo volentieri ad Angela e tra l'altro la saluto, mi ha fatto piacere sentire una telespettatrice in diretta. A noi Salvini in tutte le riunioni ricorda di non guardare i sondaggi, né quando sono positivi né quando sono negativi. Quello che dobbiamo rispondere noi è negli atti concreti e nel lavoro che deve portare avanti la Lega, per cui risposte ai cittadini sono quelle che consentiranno nelle varie tornate elettorali di far sì che la Lega abbia questo risultato. Benissimo. Senti Stefania, proprio in vista delle prossime elezioni europee, tu che previsioni puoi fare? Ma le mie previsioni sono che io quello che vedo di un mondo e di un'Europa che dà segnali di voler cambiare, di non riconoscersi in questa Europa così portata avanti, per cui io sono fiduciosa del risultato del 27 di maggio, il risultato che sicuramente vedrà la Lega protagonista principale del cambiamento, anche in Europa in questo caso. Benissimo Stefania, allora ti auguro una buona giornata, ci risentiamo prossimamente in radio e buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro anche a voi, buona giornata a tutti. Grazie mille. Allora abbiamo anche un altro amico di RPL, Leonardo Tarantino, deputato della Lega tra pochissimo, ma intanto abbiamo un ascoltatore. Pronto? Pronto? Pronto signora Angela? Mi è caduta la linea quando stavo parlando con la senatrice. Ecco, la senatrice ha detto bisogna guardare i fatti, non i sondaggi. Speriamo sia così, perché dalla 7 continuano a dire che la Lega è in calo. Non si preoccupi signora, non si preoccupi. Ma io lo spero. Senta, volevo fare a lei un'altra domanda. Sì. Questo qua della Sicilia che ha vinto il Movimento 5 Stelle può avere un'influenza questo sondaggio sulle votazioni europee? Sono comuni signora, non si preoccupi, ma lo chiediamo anche a Leonardo Tarantino, deputato della Lega. Leonardo. Sì. Ciao. Allora buongiorno. La signora Angela era preoccupata che in Sicilia ha vinto il Movimento 5 Stelle. C'è da preoccuparsi secondo te? Ma io credo che dobbiamo essere ottimisti e convinti della bontà dell'azione della Lega. Ricordiamoci che i ballottaggi spesso hanno poca affluenza elettorale e poi i nostri due candidati hanno veramente perso di un soffio. Credo che erano risultati che assolutamente erano sperati solo un anno fa, quindi
non prendiamola male, anzi prendiamola comunque come segnale positivo. Benissimo. Senti, carissimo Leonardo, c'è una notizia che riguarda Altitonante che resta ai domiciliari, dal GIP no alla richiesta di revoca, può commettere ancora reati. Deve restare ai domiciliari Fabio Altitonante, il consigliere lombardo di Forza Italia. Tu che ne pensi dell'inchiesta che c'è stata alcuni giorni fa su Milano, ecco? Sì, io mi sono anche letto un po' le carte che sono state messe online, documenti ufficiali sulla richiesta di arresto. Effettivamente io credo che sia stata un'indagine minuziosa che ha raccolto già molte prove, molte intercettazioni sia ambientali che telefoniche, quindi mi pare che la magistratura questa volta ha colpito nel segno, c'era una rete che andava sicuramente stroncata e quindi insomma quando queste cose succedono rimaniamo delusi perché ci aspettiamo sempre che ci siano più persone più oneste in giro, però dobbiamo anche essere contenti che ogni tanto la magistratura riesce a fare giustizia e togliere la circolazione di queste persone. Certo. Senti Leonardo, oggi in programma cosa c'è alla Camera, anche nella tua commissione? Sì, allora in aula oggi, iniziamo già oggi le votazioni, abbiamo la conversione del decreto cosiddetto Brexit per come dire, parare il colpo rispetto al rinvio dell'uscita della Gran Bretagna e quindi di essere pronti anche dal punto legislativo rispetto a quei grandi problemi che possono avere i nostri italiani residenti in Inghilterra. C'è un provvedimento di legge. Ecco, abbiamo perso la linea con Leonardo perché è in treno, vediamo se riusciamo a recuperare. Abbiamo intanto delle telefonate? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono io? Sì, chi è lei? Sono Augusto da Lecco, buongiorno. Ciao Augusto, prego. Allora, ieri c'è stata l'ennesima strage di cristiani in Africa. Nel Medio Oriente quotidianamente i cristiani vengono massacrati, vessati, uccisi, sgozzati. Tra poco ci sarà l'estinzione. Sì. Il cristianesimo è nato nel Medio Oriente, dovrebbe dire tagliare le radici. Tutto questo nel silenzio assordante del Vaticano, della sinistra, dei mass media, degli intellettuali, dei paraculi di regime. E questa cosa è vergognosa e di riflesso ci si prodiga per accogliere gli immigrati che sono nella stragrande maggioranza musulmani, quindi ci portiamo in casa delle bombe all'orologeria in tutti i sensi, ma questa è una cosa vergognosa, ma soprattutto il comportamento del Vaticano. Io mi chiedo, siamo tutti impazziti oppure fa parte di un disegno ben preciso che ha dei contorni veramente inquietanti? Io vi porgo questa sfida, spero che venga approfondita perché è veramente allarmante, per non dire di peggio, questa tragedia che quotidianamente contro i cristiani viene portata avanti nel silenzio di tutte le istituzioni. Viva la Lega, forza Salvini, vi abbraccio. Ciao, vi ascolto per radio. Grazie mille. Allora Leonardo, sei di nuovo in linea con noi? Sì, ci sono Antonio. Ecco, stavi concludendo appunto il programma e poi ti chiedo non so se hai sentito il nostro ascoltatore che ha parlato del recente attentato che c'è stato in Burkina Faso contro una chiesa cristiana, dice il nostro ascoltatore, il silenzio del Vaticano. Prego Leonardo, scusami. Allora, brevemente i programmi dell'Aula sono questa una legge che modifica in automatico il sistema elettorale alla luce. Niente, non riusciamo, vediamo se poi riusciamo dopo a recuperare il collegamento. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, prego. Parlo da Milano, Giovanni Matassi. Giovanni da? Milano. Ecco, prego. Allora, velocemente, vorrei rispondere alla signora Angela da Novara. Sì, che era preoccupata. Che è molto preoccupata di quello che dicono alla televisione. Signora Angela, guardi ai fatti, guardi a che cosa sta facendo la Lega, guardi a che cosa sta facendo l'Italia tutta, lasci perdere i sondaggi, quelli vanno bene per vendere gelati. Forza Salvini, forza! Grazie mille. Mandi.
Grazie mille, quindi abbiamo rassicurato la signora Angela. Allora, vediamo se Giulio dalla regia riesce a recuperare. Niente, non riusciamo a recuperare la linea con il deputato della Lega Leonardo Tarantino, che è in treno e quindi ci sono dei problemi di collegamento. Allora, sui migranti interviene il ministro Salvini e dice: in Italia si entra con il mio permesso. Io tutelo l'ordine pubblico e me ne prendo l'onore e gli oneri, e quindi chi entra in Italia deve avere il mio permesso, lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini sugli sbarchi di migranti. C'è questa nave della Sea-Watch, ha spiegato, che sta tornando vicino alla Libia. Se raccogliesse immigrati e volesse arrivare in Italia, farebbe una scelta che mette a rischio delle vite e quindi noi lo impediremo con ogni mezzo lecito necessario. Andiamo a guardare la pagina Facebook del ministro Salvini, che appunto scrive: la nave ONG Sea-Watch 3, bandiera olandese, sta navigando nel Mediterraneo in direzione Libia. Avviso ai naviganti: non pensino di aiutare scafisti, imbarcare immigrati e dirigersi verso l'Italia, perché verranno fermati con ogni mezzo lecito consentito. L'avviso è rivolto anche ai nostalgici dei porti aperti presenti in Parlamento. E poi il ministro Salvini pubblica una notizia dal giornale.it: immigrato tenta di stuprare una 62enne, Salvini dice castrazione chimica e clandestini se ne tornano a casa. Vigliacco e infame, altro che richiesta di asilo. Gli stupratori meritano pene certe e castrazione chimica, e se sono clandestini vanno rispediti al loro paese. Grazie al decreto sicurezza questo delinquente è avviato verso l'espulsione. Abbiamo riportato un po' di ordine e buonsenso. Andiamo a guardare anche la pagina Facebook del vice premier Di Maio, che scrive: buongiorno, sostieni il movimento con una dotazione. Come sempre questa campagna dipenderà da voi, scrive Di Maio, dalle donazioni che vorrete fare, ma donare alle campagne elettorali del Movimento 5 Stelle conviene ai cittadini, perché poi si eleggono portavoce nelle istituzioni che restituiscono soldi. Dal 2010, la data in cui siamo entrati nel primo consiglio regionale, ad oggi, il Movimento 5 Stelle ha restituito, tra indennità, doppi stipendi e rimborsi elettorali, circa 100 milioni di euro. Significa oltre 10 milioni di euro all'anno che vi abbiamo fatto risparmiare. E poi il vice premier Di Maio fa delle dichiarazioni alla stampa in diretta da Matera. Allora adesso chiedo alla regia, a Giulio Carnelli, di farci sentire ancora l'intervista di questa mattina del ministro Salvini a Radio 24 su diversi temi. Sentiamo la continuazione di quello che abbiamo sentito prima. È questo il senso delle sue dichiarazioni di ieri. Giornalisti che scrivono sciocchezze che non perdo più neanche tempo a leggere e a commentare. È una sciocchezza anche leggere che appunto anche sui quotidiani oggi che la Lega ha speso su Facebook 600.000 euro l'anno. Guardi, non ne ho la più pallida idea, non faccio l'amministratore del movimento. Quindi se lo chiede a chi gestisce le casse del movimento le saprà essere più preciso di me, ovviamente. E invece penso che sia al corrente della decisione di rinunciare a 3 puntate di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio, quello del lunedì, che non andrà in onda per dare spazio invece a Porta e alle puntate sulla campagna elettorale. C'è lei dietro questa decisione? Ma secondo lei mi occupo di palinsesti televisivi? No, però si è occupato molto di Fazio. No, mi dà fastidio che ci sia qualcuno pagato dagli italiani una cifra fra i 3 e i 4 milioni di euro, non si è ancora capito quanto. Se riuscite a intervistarli, a chiedergli, a farvi dare un numero preciso, vi ringrazio. Che faccia evidentemente una trasmissione politica, per me la può fare anche a Natale e Capodanno. Io adoro il confronto e la critica, e figurati se chiedo a Tizio di togliere un programma piuttosto che un altro. Mi dà un fastidio su una televisione pubblica pagata dagli italiani stipendi da milioni e milioni di euro, a cui come Lega abbiamo proposto di mettere un tetto.
Ancora 2 domande prima della fine, molto rapidamente. Il Movimento 5 Stelle rilancia la norma sul Salva Roma. Come andrà a finire? Lei si è sempre detto fortemente contrario. La pensa ancora così? Cambierà idea? O si aiutano tutti gli italiani in difficoltà, dal comune di Alessandria al comune di Catania, da nord a sud, o non si aiuta un sindaco amico. Non ci sono sindaci amici o sindaci avversari. O tutti o nessuno, non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. I cittadini di Roma poi meritano un'amministrazione comunale sicuramente più efficiente, perché non occorre un decreto del governo per togliere l'immondizia dalle strade, per coprire le buche nelle strade. Quindi la risposta è no. Lei non... No, la risposta è o si aiutano tutti, mi sembra un ragionamento normale, o si aiutano e ci sono centinaia di comuni in difficoltà e milioni di cittadini in difficoltà. È come le elemosiniere, va a attaccare la luce a 300 occupanti abusivi che da anni stanno illegalmente in un palazzo a Roma. E allora tutti gli italiani che stanno tranquillamente a casa loro, nelle case popolari, pagano un mutuo, pagano l'affitto e hanno difficoltà con la bolletta, sono più fessi. Senta, l'ultima cosa mentre siamo in chiusura. Dopo il 26 maggio Antonio Tajani dice che lei, Salvini, ha capito che solo guardando al centrodestra uscirà dall'inerzia. Quindi dopo il 26 maggio lei prenderà in considerazione l'idea di riproporre un governo di centrodestra scaricando il Movimento 5 Stelle? Assolutamente no. La mia parola vale, voglio andare avanti a fare quello che stiamo facendo. Hanno aperto 200.000 nuove partite IVA nei primi 3 mesi del 2019 grazie alla flat tax al 15% che da quest'anno abbiamo messo su partite IVA, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Voglio alzare la soglia di questa tassa unica, estenderla alle famiglie e alle imprese. Per farlo e per fare la riforma della giustizia, azzeramento della legge Fornero, ho bisogno di un governo. La mia parola l'ho data e la mia parola conta e io vado avanti. Certo, mi piacerebbe andare avanti, ci stanno gli insulti e le critiche quotidiane delle opposizioni. Non è normalissimo avere insulti e critiche quotidiane anche degli alleati. Ve li siete scambiati, Ecco, abbiamo sentito l'intervento del ministro Salvini questa mattina. Allora, siamo in chiusura. Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina, 14 maggio alle 10:35. Interverrà in radio il cantante Albano Carrisi. Vi auguro una buona giornata e ci risentiamo domani mattina.